Da Racalmuto Regalpetra, dalla silenziosa campagna di Contrada Noce, dove tutte le estati si rifugiava per scrivere i suoi libri, lo scrittore di Racalmuto ha saputo parlare all'Italia e al mondo, divenendo la coscienza civile della Sicilia, a metafora del mondo, come ci spiegherà adesso il giornalista e scrittore Felice Cavallaro, uno degli amici della Noce e, come detto, segretario della Fondazione Leonardo Sciascia. Grazie a tutti per la cortese attenzione. If I speak Italian, it's better for you. The Leonardo Sciascia Foundation, e mi fermo qui con l'inglese, che qui ho l'onore di rappresentare, è ben lieta di saldare sempre di più un forte legame con la comunità racalmutese ad Hamilton, città dove sono approdati tanti nostri emigranti, costretti a lasciare la loro terra, gli stessi che Sciascia descrive nelle parrocchie di Regalpetra, il racconto della sofferenza nelle miniere, della fatica in campagna, della miseria del dopoguerra, diventava nel 1950 per Sciascia una denuncia sociale. Provava ad aprire gli occhi a un paese come l'Italia nel quale è vissuto ponendosi sempre come coscienza critica, ed è l'impegno civile di questo nostro grande scrittore che va sottolineato, un impegno per scuotere, per accendere l'attenzione su vizi antichi come la mafia, la corruzione, la cattiva gestione del potere e della giustizia, con una capacità profetica di anticipare il dibattito, di offrire soluzioni ai fenomeni. È del 1960 Il giorno della civetta, il libro che divenne un film. Il protagonista, il capitano Bellodi, si muove fra delitti e omertà e, guidato da Sciascia, indica un modo per combattere la mafia e i suoi complici. Qual è questo modo? La caccia al denaro, agli arricchimenti illeciti, ai traffici finanziari e quindi alle complicità eccellenti dei boss e dei loro complici. Un metodo oggi considerato routine investigativa, ma allora rivoluzionario, metodo rivoluzionario, come ha recentemente riconosciuto uno che se ne intende, il presidente del Senato italiano, Pietro Grasso, il magistrato che fu amico fraterno di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. È stato Grasso, da noi invitato in fondazione a Racalmuto, a dire che Sciascia, nella lotta alla mafia, anche partendo da quel libro, Il giorno della civetta, indicò un metodo e che Falcone lo applicò. Riporto le parole di Grasso. Sciascia suggerì di cercare la traccia dei soldi e Falcone lo fece. Ma Sciascia scrisse nel 1960 e Falcone comparve sulla scena 20 anni dopo. La stessa cosa accadde con la corruzione. Voi sapete che l'Italia nel 1992, lo stesso anno delle grandi stragi contro Falcone e Borsellino, fu scossa da una tempesta giudiziaria che i giornali hanno chiamato Tangentopoli. Magistrati come Antonio Di Pietro scoperchiarono il fenomeno della corruzione, 1992. Ma Sciascia aveva già provveduto nel 1965 con la commedia L'Onorevole. Protagonista, un insegnante passato dalla scuola alla politica è diventato un'altra persona. Da onorevole, come si accorge la moglie, stupita dagli arricchimenti improvvisi, da una vita sconvolta, da agi sospetti, appunto il cancro della corruzione, anche in questo caso indicata da Sciascia 20 anni prima. Nell'impegno civile di Sciascia emergono 3 passaggi fondamentali, 3 temi scolpiti anche nelle collezioni dei giornali e del Corriere della Sera con cui collaborò. Primo, le sue più acute riflessioni sul sequestro Moro, divenuto l'affaire Moreau. 2,
l'arresto ingiusto del presentatore Enzo Tortora e i guasti della giustizia. Terzo, un'analisi critica della lotta alla mafia, svelando come nelle sue pieghe cresca la pianta acida dei cosiddetti professionisti dell'antimafia. Riflessioni acute, a volte non condivise, seguite sempre da polemiche, anche da scontri violenti. Sciascia è stato una lente di ingrandimento per leggere il tempo in cui visse, ma conserva una grande attualità pur in un mondo che cambia. E basterebbe ricordare Morte dell'Inquisitore, il libro che ruota attorno alla figura di Fra Diego Lamattina, un prete, un sacerdote di Racalmuto, eretico, inseguito dall'Inquisizione spagnola, recluso nelle segrete dell'Osteria a Palermo, ma capace, tra l'altro, unico caso al mondo, di uccidere il suo inquisitore con i ferri che aveva ai polsi. Sciascia tratteggia la fanatica caricatura della religione come strumento di potere, di oppressione, come oggi accade con chi usa la fede per arruolare assassini e terroristi. È scrittore di difficile classificazione Sciascia, considerato anche il passaggio che lo portò ad impegnarsi direttamente in politica, prima accanto al Partito Comunista, poi con il Partito Radicale, ma c'è continuità fra impegno civile e politico. Direi coincidono, sono per lui la stessa cosa e questo rende difficile separare lo scrittore polemista da quello più squisitamente letterario. I suoi punti di riferimento in letteratura sono Borges, Stendhal, Alberto Savinio, il fratello del pittore Giorgio De Chirico. La cifra dominante resta sempre la lotta alle ingiustizie e alle imposture ordite dal potere. Non a caso viene collocato accanto ai grandi dell'illuminismo, la stagione francese dei lumi, illuminista come Voltaire, Émile Zola, Courier. E quest'ultimo, Paolo Luigi Courier, altra figura di difficile collocazione, viene citato da Sciascia in uno dei suoi primi libri, entusiasta perché Courier sapeva dare colpi di penna che erano colpi di spada. E lo scrive: mi piacerebbe avere il polso di Courier per dare qualche buon colpo di penna. Ma con quale obiettivo? Lo scrive per fare una petizione alle Camere per i salinari di Regalpetra, per i salinari, per la gente che lavorava nelle saline, nelle zolfare della sua Racalmuto, per i braccianti, per i vecchi senza pensione, per i bambini che vanno a servizio. Ecco l'impronta di un impegno civile che ha segnato il destino e la vita di Leonardo Sciascia. Un impegno che noi ricordiamo con la Fondazione Sciascia e con le iniziative di un'associazione nata da qualche anno. Si chiama La Strada degli Scrittori. Vi dico che cos'è questa strada. Ci siamo resi conto che attorno a Racalmuto, e tanti di voi lo sanno, lungo i pochi chilometri che la separano a sud da Porto Empedocle, a nord da Caltanissetta, sono nati e hanno scritto i grandi del Novecento italiano: Sciascia, Pirandello, Tomasi di Lampedusa, fino al giovanissimo novantenne Andrea Camilleri, molto popolare. Lo diceva Goethe che non si capisce l'Italia se non si conosce la Sicilia, una terra fertile, dove stiamo cercando di attrarre sempre più turisti e visitatori, conducendoli per mano lungo la strada degli scrittori. Un modo per fare conoscere i libri, le pietre, i teatri, i castelli, i personaggi che hanno ispirato autori come Sciascia. Un modo per fare conoscere tutti i nuovi fermenti capaci di trasformare il soggiorno in Sicilia, Racalmuto, in una vacanza divertente e accattivante, piena di cinema e musica, danza e teatro, arti che nei nostri scrittori trovano linfa vitale. E allora ecco, mentre voi mangiate, direi che questo viaggio, questo è un invito a un viaggio che regala non solo le emozioni dei templi o del mare siciliano, ma capace di fare riscoprire l'anima della nostra terra. Un viaggio che speriamo i racalmutesi di Hamilton
vogliano fare con noi, lungo la strada degli scrittori, tornando nella loro terra, ma tornando con i loro figli e i loro nipoti. Un modo per guardare al futuro sapendo da dove veniamo, chi siamo davvero.